E alle 11:20, 11:15 ho sentito un forte botto e sono uscito di casa e ho visto questa macchina che era metà nel giardino, metà nel fossato. Sono uscito, ho visto due ragazzi, sono usciti con le loro gambe un po' insanguinati. Invece dopo mi sono accorto che c'era un altro nel passeggero che non si muoveva più. Ho provato a toccarlo, vedere se magari riuscivo a parlare qualcosa, invece non rispondeva e neanche non respirava più. E quindi ho chiamato i soccorsi e sono arrivati dopo circa 10 minuti. È stato lei a chiamare quindi il soccorso. Sì, sì, l'ho chiamato io. E che scena si è trovato davanti? Ha parlato con i ragazzi parlavano. Beh, i ragazzi erano disperati e si sono resi conto della situazione e purtroppo per quello il posteriore non c'è niente da fare.